Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Fateci compagnia qua davanti. So che là sotto c'è più caldo, ma venite a soffrire qui con noi. Mi hanno sempre spiegato che Capodanne era una parte del nome di questo festival perché settembre in sardo si dice così, segno, no? Che tutto ricomincia. E invece scopriamo oggi che la temperatura che c'è il 1° gennaio e quindi c'è questa coerenza per ritrovarla anche agli inizi di settembre, ma non abbiate paura perché qui ci sono dei posti, non fa poi così tanto più freddo che per esempio lì, quindi venite davvero a farci compagnia che ci fa piacere. Marcello Anselmo, ben trovato Marcello. Fate un applauso, scaldatevi, scaldateci. È bellissimo! Come va a Sennega, Marcello? Benissimo, benissimo. Con Mistral. Col maestrale va benissimo. Era tanti anni che non venivo a Sennega e devo dire che questo festival dà sempre la misura di quanto un festival sia sempre anche la festa di una comunità e ritrovare, nonostante il vento, il calore che una comunità riesce sempre a esprimere nei momenti in cui si ritrova, si raduna, per fare che cosa? Poi per ascoltare delle storie. E di storie si nutre il libro di cui parliamo questa sera. Si chiama Storie di Magliari ed è un libro che ha due facce perché unisce un grande rigore scientifico, perché Marcello è un regista e un documentarista ma è anche uno storico, e questo libro ha il rigore della ricerca scientifica di tipo storiografico, ma anche ha tremendamente e fortemente tenuta salda la barra del gusto del racconto, perché le storie di cui questo libro si nutre sono racconti di vita di persone che hanno vissuto 100 vite insieme, che Marcello ha raccontato e raccolto soprattutto nel corso di tanto tempo prima di restituircele dentro questo libro qui. Chi sono i Magliari? Dovreste aver letto il libro per capire chi sono i Magliari, o forse aver visto un famoso film che proprio così si chiamava, di Francesco Rosi, con Alberto Sordi protagonista. I Magliari erano gli emigrati che da Napoli hanno invaso un po' tutta Europa, tanti sono venuti anche qua in Sardegna, ma soprattutto sono andati in Germania a vendere stoffa, a vendere maglieria, da cui il loro nome, e a vendere poi nel corso dei decenni tante altre cose. La prima cosa che vorrei chiedere a Marcello è come si sono incontrate, no, queste due anime, la ricerca storica e lo straordinario gusto di raccontare queste storie incredibili. Sì, innanzitutto grazie a tutti quelli che ci hanno invitato adesso al festival, e soprattutto vorrei dire che questo libro che stiamo presentando, che purtroppo non abbiamo qui, è stato anche un po' il risultato di un lavoro con il regista Guido Marcello, che adesso è in premio. Si sente adesso, diciamo, che adesso è al Festival di Venezia con Martin Eden. Questo è stato un libro di ricerca molto pensato su questi lavoratori che sostanzialmente facevano della poesia. Eccolo qua, ecco, è arrivato il libro, l'ha pubblicato Donzelli con questa bellissima fotografia così. Innanzitutto direi che i Magliari oggi sono considerati dei truffatori, dei truffaldini, dei imbroglioni, ma nel libro c'è proprio l'intenzione di dire che queste persone che partivano da una città depressa, sfortunata come Napoli nel secondo dopoguerra, e andavano a vendere delle piccole stoffe in giro per l'Europa. Adesso tutto questo progetto, che è durato 10 anni per fare un libretto, appunto, lo ripetiamo, Donzelli, 26 euro, per noi, per me e per Pietro, è stato un approdo di un percorso molto lungo in cui abbiamo incontrato una serie di sottoproletari, come li vogliamo chiamare? Li vogliamo chiamare esclusi, che esprimevano una poesia militante, una poesia spontanea nel loro saper vivere, nel loro essere al mondo, no?
E questo coinvolge un po' anche quello che è il tema di questo festival, cioè il viaggio e la poesia. La poesia non è semplicemente una elaborazione, ma è anche un attraversamento del quotidiano, un attraversamento del proprio momento di vita, e anche, soprattutto, una capacità di rendersi conto di dove si sta ora, prima e dopo. A questo proposito, come si dice, vi vorrei proporre un primo ascolto. Perché? Perché vi propongo l'ascolto? Perché sono radiofonico di professione e via dicendo, e il libro è anche frutto, è soprattutto il frutto di incontri e registrazioni di magliari che facevano questo mestiere, che ci hanno regalato questi loro racconti, ci hanno fatti registrare, ci hanno fatti digerire in una certa misura, e ci sembra molto opportuno potervi dire questa prima cosa. Perché non è vero che l'abito non fa nulla, l'abito fumonico, tu tagli i capelli fumonico, a barba tutto il giorno fumonico. La prima volta che sono partito io avevo 14 anni e sono andato in Germania, 1958, e te lo posso anche dire, ho alterato la carta d'identità perché si metteva un visto dietro che la questura di Napoli dava solo a chi aveva 18 anni, e noi l'abbiamo alterato, abbiamo messo un visto contraffatto. Sono andata a Dortmund perché Napoli non offriva niente, venivamo dal dopoguerra quasi, e io ero il primo dei 7 fratelli. Mio papà stava in Germania e io la prima volta abbiamo incominciato a lavorare i pullover, lavoravamo i twin set, cioè la maglietta da donna sotto e il giacchettino di sopra, e li portavamo dentro a una valigetta. Quando andavo a bussare alla porta di una signora, la signora, quando vedeva un ragazzino con questa faccia sbarbata, pulita, alle volte mi chiudeva la porta in faccia, ma io mettevo il piede vicino alla porta prima che lei mi chiudeva, per non farla chiudere la porta, e parlavo quelle poche parole che mi ero imparato a parlare, e la signora si cominciava a comprare e io incominciavo a guadagnare. Ho comprato poi la prima macchina mia, che era una 850 coupe rossa, mi sono fatto un po' più grandicelli, gli abbiamo venduto degli Omega, si vendevano degli Omega argentini, si vendevano degli orologi che si chiamavano le pinzette, perché c'avevano un guscio che si aprivano e portavano tutti brillanti e diamanti, ma noi non li vendevamo per brillanti e diamanti, li vendevamo come acquamarina, queste robe qui. E lavoravo io, un certo amico mio che si chiama Salvatore Di Matteo, poco tempo ho lavorato in coppia, poi sono stata sempre sola, perché mi è sempre piaciuto stare da sola, perché io penso che uno dei segreti di questo mestiere è stare da solo, nel senso che tu quando stai da solo vai a lavorare quando vuoi, torni quando vuoi, vai dove vuoi, mangi a che ora vuoi tu e guadagni anche di più. A 18 anni ho avuto il piacere di avere il passaporto, al 1956 me ne sono andato in Svizzera. Ma in Svizzera quando si davano questi passaporti, si rilasciavano questi passaporti con il contratto di lavoro. Sono arrivato in Svizzera nel mese di novembre e il contratto era fatto per andare a lavorare dentro a una cava di pietre. A me non era un lavoro mio. Allora c'era un altro mio paesano che dice: guarda, che lavoravo lì da molti anni, dice: cerco di resistere perché qui si guadagna dei bei soldi, bei soldi, bei soldi. Poi dopo 2 anni me ne sono venuto in Germania perché avevo degli amici miei e sapevo che questi amici miei in Germania facevano dei commercianti. Sono arrivato qua e ho trovato un mio carissimo amico che eravamo come a 2 fratelli. Lui mi ha detto: guarda, il lavoro è questo, senza di facciamo questo, quest'altro, vendiamo i vestiti a 3 metri di stoffa, no?
E io ho conosciuto il commerciante dove vendevo questi vestiti, non avevo nemmeno i soldi per comprare questi 3 vestiti, avevo un orologio a cronometro di oro sul braccio, sono andato dal commerciante e ho detto: guarda, io ti lascio questo orologio e tu mi dai 3 vestiti per andare a lavorare. Lui ha detto: va bene. Mi ha dato i 3 vestiti per andare a lavorare, mi sono messo nel tram senza sapere dove io dovevo andare. Ho detto vicino a quella del tram perché parlavo un po' di tedesco, perché in Svizzera dove mi trovo io era del cantono tedesco dove parlavano il tedesco. Ho detto: dove finisce il tram? Lui mi ha portato dove finiva il tram, ho preso questa valicetta con questi vestiti, sono entrato al primo palazzo, niente. Poi sono entrato alla seconda porta, niente. Alla terza porta si hanno comprato tutti e 3 vestiti. Io ho ripreso il tram con i soldi dei 3 vestiti, mi ho preso l'orologio indietro e mi ho fatto il capitale di un altro 6 vestiti. E da quel giorno lì, dal 1959, è incominciata la mia carriera di mestiere detto i magliari. Adesso praticamente, al di là della musica abbiamo sentito un'introduzione di questo racconto che ci fanno questi mestieranti, come si chiamano a Napoli, che sono all'oggi considerati degli imbroglioni, che sono all'oggi considerati dei truffatori, ma quello che abbiamo cercato di fare io e Pietro in questo libro, in questa ricerca di 10 anni di storia orale, è decostruire l'idea che questi personaggi, che questi imbroglioni, non sono imbroglioni, come sentiremo anche successivamente con questi interventi audio che abbiamo fatto. Perché che cosa abbiamo creduto noi? Abbiamo creduto in dei racconti che ritornano in una certa misura in quello che ci hanno insistito, in quello che hanno insistito a raccontarci, di persone che hanno anticipato la merce. Noi nel nostro libro ci siamo limitati a raccontare di venditori attivi tra il 48 e il 68 in Germania, venditori partiti dal sud, dal meridione, che portavano queste grandi pezze, insomma, vestiti niente, nelle contate del nord, e che poi sono diventati, diciamo, simulacri anche un po' del nulla, e che soprattutto che cosa ci hanno restituito a noi altri? Ci hanno restituito il fatto di sapersi inventare, sapersi raccontare nel minimo, sapersi raccontare e trovare anche il coraggio di raccontarsi a noi altri. C'è una cosa che in queste testimonianze comincia a venire fuori, l'abbiamo sentito proprio all'inizio. Non è vero che l'abito non fa il monaco, l'abito fa il monaco e come. E queste sono persone che scappavano dalla miseria dell'Italia del dopoguerra verso un paese ugualmente lacerato dal conflitto, come più dell'Italia, ma con una capacità di reazione diversa, con un meccanismo che probabilmente cominciava a consentire dei consumi come da noi invece ancora non accadeva, e queste persone hanno avuto l'intelligenza, la scaltrezza di capire che se volevi vendere delle cose dovevi andare dove c'era qualcuno disposto a comprarle. E quindi la prima cosa che fanno queste persone è rendersi presentabili. Erano vestiti di tutto punto, con i primi risparmi si compravano una macchina da rappresentanza che fosse capace di colpire, e dopodiché facevano una cosa straordinaria 30 anni prima rispetto all'invenzione del marketing, cioè vendevano una storia dietro queste stoffe.
Marcello dice non erano degli imbroglioni, è vero, però è vero anche che vendevano della stoffa da nulla a prezzi invece da alta sartoria o da media sartoria, quindi in qualche modo dovevano convincerti che qui e ora ci fosse un affare da fare e che fosse irripetibile l'occasione che loro ti proponevano suonandoti il citofono. Ecco, questa cosa della presentabilità è una di quelle che mi ha maggiormente colpito e io credo che l'importanza di questo lavoro sia anche cercare di capire che tipo di anomalia sia Napoli nel nostro occidente anche contemporaneo, perché questa città che sembra essere una colonia sudamericana nel cuore d'Europa, sappiamo bene, no? Che ha saputo regalare invenzioni, storie, racconti, è un modo di vivere che è di per sé poesia, di per sé letteratura. Quindi partendo dall'abbigliamento volevo chiederti in che maniera questa genialità secondo te è venuta fuori nel solo modo di voler ben figurare, ecco, nonostante la miseria da cui si proveniva. Sì, il discorso che Napoli sia una genialità è probabilmente qualcosa di molto contraddittorio, nel senso che noi che veniamo da quella città siamo sempre abituati alla pizza, al mandolino e anche oggi che va per la maggiore per il turismo, però il discorso dei Magliari va su una questione di la provenienza, cioè da dove vengono questi lavoratori, perché ci muoviamo al limite tra imprenditori e lavoratori, cioè tra operai e padroni, e c'è un continuo oscillare tra l'essere se stessi e l'essere vittima di se stessi, perché la cosa che dicono loro, e che adesso vi faremo ascoltare, è che io perché faccio il magliaro? Perché non voglio stare sotto padrone, però non voglio stare sotto padrone, ma io mi faccio padrone da me stesso. E soprattutto il discorso probabilmente interessante è quello lì di apprendere che c'è una maniera di lavorare e di interpretare il precariato in una maniera positiva. Certo si poteva fare negli anni 50 perché c'era comunque un approdo, certo si poteva fare negli anni 60 perché si continuava a essere in opposizione ad una classe operaia, come potremmo sentire fra poco, che andava, che emigrava, e c'erano questi magliari che invece erano il successo. Sono sempre stato un alter ego, ma oggi questi magliari, cioè i nipoti dei magliari, che comunque continuano a essere in Messico, in Australia, a vendere, perché appunto, probabilmente non siamo stati ancora in grado di descrivere l'ampiezza, insomma, di questa storia. C'è ancora quella goccia, no? Quel piccolo dettaglio che ci separa dal fatto di descrivere costoro come operai dell'imprenditoria, cioè essere sempre, cioè, la rivendicazione che il magliaro faceva anni 50, anni 60 fino ai primi anni 70 era di dire voglio essere libero, cioè la rivendicazione dell'essere di un'autonomia, e in questa autonomia anche di un savoir-faire, cioè nel senso, adesso sentiremo come si impara a essere magliaro. Si impara a inventarsi un trucco, a inventarsi non un imbroglio, ma a inventarsi un viatico linguistico che ci possa trasmettere il senso di qualche cosa di cui non abbiamo bisogno, ma che ce lo stiamo comprando. Ascoltiamo un attimo. Autostrada lavoravo con tutti i camionisti, i tedeschi, austriaci, olandesi, tutte le razze. Il lavoro
Il lavoro si avvolgeva sul metodo dicendo che io ero un camionista, anch'io, e avevo consegnato una roba, non so, a Dortmund, a Francoforte, avevo esibito una fiera. Facendo sta fiera mi era restato un po' di merce. Allora per non portarla in Italia un'altra volta indietro dovevo pagare la dogana, ti voglio fare un regalo. Questo è un giubbino di nappa, ho un montone, costa per dire 1500 marchi, te lo regalo mi dai 400 marchi. Quello il tedesco sentendolo a fare, il tedesco, l'austriaco, chiunque era un camionista, si prendeva questo capo di pelle. Il popolo tedesco è un bravo popolo, è un popolo credulone, crede alle parole che vuoi dire. Cioè, uno si presenta a casa di questa signora, no? Che il marito è morto un mese fa, questo napoletano, e dice: buongiorno signora, dice, suo marito a me un mese fa mi ha chiesto di portarci certa roba, e la moglie incomincia a piangere, dice, ma mio marito è morto un mese fa, e questo napoletano incomincia a piangere con le luci, dice: ma mi dispiace, è una brava persona, si chiamava Joachim Müller, ma lui l'ha letto sulla tomba, questo napoletano. E la moglie dice: Joachim aveva 64 anni, cioè, la moglie, però lui già ha preso già tutto nome e cognome dalla tomba, e la moglie come si dice, per la memoria del marito, questo napoletano gli fa vedere questa roba e dice: guarda, se lei non vuole io me la porto indietro, però suo marito era un desiderio, così, magari lui c'ha pure la roba che passa alla donna, cioè pullover, non so, qualche giacca, e la donna all'epoca, per memoria del marito, comprava questa roba. È la verità, esatto, ed è la verità, la sacrosanta verità. Però loro prendevano già tutte, la tomba, nome e cognome, seguivano. Prima della guerra faceva in un altro modo, andava lì, poi andava al funerale, lui andava al municipio a vedere, leggevi i giornali, quando moriva uno, poi andava dal barbiero, dal barristo, qualcheduno che aveva una certa posizione nei paesi, domandava quali erano le abitudini, poi si metteva a piangere, andava a trovare le famiglie, col si metteva a piangere, un po' quell'estero napoletano, si metteva a piangere, e non che ne imbrogliava la gente, assolutamente, roba per bene, però sa, amico del morto, dice: ma come, non mi conosciamo? Ma sì, io mi trovo di passare, devo portare della roba nera a una signora qui a 20 km, 30 km, 50 km, dice: allora lasciatecela a noi, e così era più facile l'entrata, non per imbrogliare, ma per l'entrata, perché prima una volta il maiale non imbrogliava. Il maiale non imbrogliava, è sempre così, il maiale non imbrogliava perché era l'entrata, il discorso da fare, no? E quindi, insomma, il confine tra l'imbroglio e l'escamotage, come avete capito, è molto sottile, molto labile. Una cosa che mi ha colpito dalle molte testimonianze che avete raccolto, e torniamo a quello che dicevo prima, cioè il senso di comunità, trovarsi italiani, trovarsi napoletani in terra straniera, e voi immaginate anche di inventarvi questo mondo, queste storie in una lingua che non è la vostra, e risultare comunque credibili. E questo è un altro tocco di talento, no? Che avevano queste persone. Però tornando al senso di comunità, i Magyari a un certo punto diventano comunità, diventano cittadini, diventano un piccolo stato dentro un altro stato che è straniero, tutti con le loro piccole o grandi nostalgie di casa, e si instaura una sorta di mutuo soccorso, nel senso che chi non poteva lavorare per qualsiasi ragione veniva sostenuto anche economicamente dagli altri, chi aveva bisogno di tornare in Italia veniva messo nelle condizioni di farlo. C'è davvero un commovente senso di sussidiarietà, no? Di persone che sanno di essere appese a un filo e che proprio per questo, riconoscendo negli altri se stessi, si danno una mano. Assolutamente. Infatti questa vicenda dei Magyari, che adesso può sembrare un po' sulle righe, va a finire nell'oggi con un caso abbastanza non frequentato dalla cronaca, di questi giovani Magyari, insomma,
che sono andati in Messico e sono andati a vendere dei generatori di elettricità e che poi sono stati decapitati e nessuno più se ne è curato. Ma l'importanza, secondo me, di questo libro, non perché l'abbiamo fatto noi, per l'amor di Dio, è perché restituisce una fluidità, tra virgolette, dei rapporti commerciali e personali. Cioè, i Magliari che cosa hanno fatto? Hanno anticipato in una certa misura quello che è stato il ruolo dei centri commerciali, quelle robe lì, di cui adesso i supermercati, perché andavano di casa in casa a dire di che cosa hai bisogno? Di niente. E invece io ti dico di quello di cui hai bisogno del servizio di posate, hai bisogno del vestito, hai bisogno del taglio. E per questo sono sempre imbroglioni, perché come oggi la finanza imbroglia un po' tutti quanti noi, come tutti quanti quelli che hanno un conto in banca e hanno il bancario che gli viene e dice ma cazzo fai il tuo investimento. Ma questi qua, e secondo noi, insomma, la serietà di questa roba è che ci insegnano in una certa misura a dire perché abbiamo i soldi. I soldi ci danno la felicità? No. Ma se qualcuno ha i soldi, la felicità te la facciamo avere. E tutti i magliari che continuano oggi ad essere magliari ci dicono tu c'hai questi soldi, investili in maniera momentanea, perché li stai? Tu vuoi comprare l'orologio? Ed è da questo punto di vista che sono dei poeti, secondo me. E continuano a essere dei poeti, così come si può capire che ci vuole pazienza, ascoltare me, adesso che sto parlando, oppure lui, o come tutti noi. Ci vuole un attimo di pazienza. E questi magliari che su cosa agiscono, su cosa agivano e agiranno, sul fatto di dire, stammi ad ascoltare, tu non hai nessun bisogno di comprarti questo vestito, ma te lo vuoi comprare e te lo comprerai pure domani, pure adesso. E sentiamo adesso questa storia qui che ha a che vedere sull'invidia. Perché allora erano baracche, anche se ben fatte, insomma, c'era tutto. Ma eravamo in questa ditta dove ero io, c'erano una quarantina di italiani. Si viveva, doveva fare da mangiare, lavare, tutto. Comodo, c'erano i letti a Castello e si era 3 o 4 in una baracca, anche di più, anche 6, 7, 8, seconda. Poi piano piano la gente, ognuno si è preso il suo filo, si è preso una camera, un coso. E beh, là venivano, no? Ma più fine settimana così venivano, che sapevano erano tutti là, allora venivano. Ma non è che facevano questi affari, ripeto, perché anche nelle baracche c'erano anche tedeschi, di più compravano i tedeschi che non gli italiani. C'è stata sempre un'incomprensione fra il lavoratore italiano, il meridionale e il magliaro. Perché? Perché il magliaro aveva il guadagno più facile del lavoratore. Allora il magliaro aveva la macchina, il magliaro andava nei bar e spendeva magari 10.000 lire più facilmente e aveva la ragazza più facilmente.
il lavoratore, dopo aver lavorato 12 ore al giorno, che a loro non si lavoravano 8 ore, 7 ore, a parte la stanchezza, ma il sabato non aveva la possibilità di vestirsi in un modo un po' più... allora c'è l'incomprensione, la gelosia, magari anche l'invidia, quel che sia, si separavano. Allora, è andata bene Mario, eh? Ti sei sistemato? Speriamo, ho incominciato stamattina. Però un po' è colpa nostra, sai. Bisogna muoversi, darsi da fare, cercare. Ci sono tanti mestieri al mondo, mica soltanto il piccone. Ma lo sai che questi commercianti guadagnano in un giorno quello che noi guadagniamo in un mese? Hanno tutti l'automobile. Già, che ti devo dire? Sarà gente istruita. Ma no, se hanno preso me. Ma poi è un lavoro regolare quello che fanno, perché la gente che guadagna molto così in fretta, sai. È gente che ci sa fare. Beati loro, che vuoi? Mica si rassegna come noi, che siamo tante pecore. Già. Deve essere il mio amico. Vedi, quello è il mio amico. Guarda che macchina che c'ha, eh. Beh, adesso vi devo lasciare, non posso far aspettare il mio amico. Ciao, eh. Ciao Mario! Ciao Lupietro, le fai sempre le statuine, vedrai che un giorno l'altro te le venderò io, ciao. Chiamiamolo pure mestiere, perché d'altronde non è un mestiere, è imbrogliare. Che alcuni dicono il mestiere, quale mestiere? Il mestiere quando uno impara meccanica, saldatore elettrico, non so, ma questo mestiere non lo è. Insomma, quando leggerete il libro un po' lo deciderete voi se secondo voi questo è un mestiere o è imbrogliare. In questa testimonianza abbiamo raccolto le due facce, perché un'altra cosa che questo libro ci ricorda è di quando siamo stati noi a scappare dal niente per cercare di migliorare un pochettino le nostre vite, una cosa che nell'ultimo anno e mezzo soprattutto hanno cercato di farci dimenticare e di bollare come un'onta, quello di cercare un approdo sicuro lontano da casa, e noi ci siamo dimenticati quanto è difficile, e ce lo ricorda questa testimonianza. A parte che abbiamo trovato un sardo maiaro e non pensavo che esistessero sardi capaci di intortare di parole qualcuno, invece ci sono stati. E poi che cosa ci dice questa testimonianza? Ci dice che ci sono due tipologie di immigrati, quelli che abbiamo sempre imparato a conoscere, soprattutto noi sardi, cioè quelli che sono andati a spaccare la schiena in miniera dopo essersela spaccata nei campi qui a casa, e invece questi altri che in un giorno guadagnavano quanto quegli altri guadagnavano in un mese, uscivano la sera, le belle donne. È un po' anche il racconto di questa dicotomia il vostro libro. No, sì, questo è un estratto da un documentario radiofonico, no, un racconto radiofonico che abbiamo fatto io e Pietro Marcello, che è l'altro autore, anzi che è uno dei autori principali di questo libro. Marcello! Non si sente? Devo aumentare la voce, va bene, va bene. La cosa principale è che la migrazione è un'avventura, in qualunque modo possa essere presa. È un'avventura, quindi l'avventura significa anche un attacco, o un voler rompere delle cose, ma anche adattarsi e declinare i contorni della propria avventura. E proprio perché noi siamo degli avventurieri, e tutti noi, insomma, che secondo me siamo qui, sia io che parlo, sia voi che vi ascoltate, siamo degli avventurieri della bellezza, per cui parliamo di questo libro, di cui parliamo di tutte le cose in questo festival, che bisogna rivendicarsi il ruolo di avventurieri, no? E di non aver paura di essere minoranza, di essere di nulla. E aver scelto di raccontare dei magliari per noi è stato appunto prendere una posizione di dire non ce ne frega nulla di non essere mainstream, ma vogliamo in una certa misura non raschiare il fondo per diventare noi famosi, ma per fare della poesia saggistica, della poesia letteraria, della poesia in una certa misura comprensibile. Mi sembra già un'avventura, no?
essersi messo in questa impresa, che ci abbiano fatto fare un libro. Insomma, ringraziamo insomma l'editore, sebbene insomma poi sul prezzo del libro non possiamo vedere, però per noi è stato molto importante agire su questo, cioè agire sul fatto che il racconto degli imbroglioni, no? Che gli imbroglioni a tutti quanti ci hanno fatto una sola nella vita, no? A tutti quanti ci hanno fregato prima o poi, però la ragione perché ci hanno fatto una sola, perché tutti questi che ci hanno fatto una sola, al di là dei finanzieri, i finanzieri è un'altra roba, ma tutti gli altri che ci hanno fatto fessi avevano ragione in una certa misura, e siamo contenti di essere fatti fessi, ok, ma no, perché ai ricchi bisogna far fessi, però noi altri che stiamo qui, gli storici a che servono? Gli storici servono a fare in modo che non la giustificare non è la nostra maniera, non giustifichiamo niente, ma rendiamo comprensibile il percorso, perché qualcuno riesca a parlare in tedesco, in francese, in olandese, in inglese, di gente che non ha formazione. Perdonate, questa è la cosa bella. La meraviglia di questi qua è che loro imparano a parlare le lingue in niente e che non ci fanno fessi, ma imparano un terreno mercantile dove l'imbroglio è lì. Succede meno. Perché ti stai comprando questa cosa? L'abito non fa il monaco. Ascoltando quello che dici e pensando un po' alle riflessioni che ho fatto leggendo questo libro, mi sono chiesto chi sono i magliari oggi, al di là di quelli pochi in certe parti del mondo che continuano questa bislacca arte del commercio, questa nobile intuizione dell'imbroglio, se vogliamo chiamarla così. E mi ci sono rivisto persino io, o comunque tutti quelli che fanno lavori come i nostri, che un po' sono costretti o amano girare ad ascoltare storie o raccontarle o a intervistare qualcuno che le ha scritte, e mi sono rivisto le decine di volte che ho presentato un libro senza averlo letto. Ovviamente questa sera fa eccezione, vedo che c'è anche un illustre collega della Nuova Sardegna qui in platea che pregherei di soprassedere, insomma, questa piccola confessione. Però quante volte abbiamo detto che era una cosa era meravigliosa perché dovevamo dirlo, perché era giusto farlo in quel momento. Quante volte un organizzatore di festival che deve convincere un investitore a mettere qualcosa nel suo festival o a presentare un progetto per farselo finanziare a gennaio quando il festival sarà a settembre, quante volte ha dovuto immaginarsi una cosa che mai si sarebbe concretizzata in quel modo in cui poi l'ha fatta quando effettivamente era il tempo di farla. E quindi non so se hai mai riflettuto sul fatto che magliari vuol dire tante cose forse oggi, ed è un modo di intendere la vita un po' picaresco, un po' avventuroso, come dicevi tu. No, non è un modo di vedere un po' picaresco, è un modo razionale, perché questi qua è l'archeologia da dove noi veniamo, cioè noi siamo operatori culturali, siamo operatori dei festival, siamo operatori del cinema, siamo operatori della saggistica, dell'università, ma tutto ciò che cosa ci conferma? Del fatto che devi convincere che il mio prodotto sia meglio. Allora questi qua ti vendevano la maglia, ma io ti vengo a vedere il cinema. Il mio amico Pietro Marcello, che è il mio coautore, adesso vince il cazzo di Leone d'Argento, perché è bravissimo, perché siamo bravissimi, perché lui è bravissimo e noi siamo bravissimi. E la questione è la serietà con cui si fanno le cose. Cioè,
se tu fai una cosa seriamente, se tu hai la spinta e la segui e non sei un, come si dice, un ferlocco, allora lì è una differenza. E i magliari questo ti indicano, cioè nel senso che è gente che si è costruita degli imperi di aziende, di cose, insomma, che non sono qui a dover essere messe in dubbio, ma bisogna dar voce a chi non è che non ha mai avuto voce, perché questa è retorica spicciola. Bisogna dar voce semplicemente agli spunti, ai talenti, alle capacità, non alle rendite di posizione, perché anche noi altri bisogna rinunciare alle rendite di posizione. Tutte le rendite di posizione di cui noi viviamo sono perse. Tutti loro che cosa ci raccontano? Questo libro racconta anche di fallimenti, di grandissimi fallimenti, di gente che si è messa lì, ha faticato tutta una vita e che poi ha perso e non ha nulla a pretendere dall'aver perso, perché si può perdere nella vita, come si può vincere, perché la vita è una cosa meravigliosa, ok? Però si può semplicemente riuscire a dire l'argnac, no? Come si dice in francese. Però si può perdere, si può vincere. Una volta che si è perso, benissimo. Però almeno si è giocato, ecco. Tra le tante storie raccolte nelle storie di Magliari, di Marcello Anselmo, di Pietro Marcello, ce n'è una che mi ha colpito. Perché è un magliaro particolare, abbiamo sentito il sardo magliaro, ma c'è anche un nordafricano, che adesso non ricordo se è marocchino, algerino, senegalese, non me lo ricordo. Lui dopo una serie di esperienze in Spagna, che cos'è che muove questa persona? È esattamente quello che muoveva i suoi colleghi napoletani tanti anni prima, cioè il fatto di avere bisogno di libertà, avere bisogno di essere padrone di se stesso, provare piacere nell'incontro con l'altro, nel vedere tante cose, nell'avere fame di mondo, e queste sue esperienze lo conducono anche in disgrazia. Lui non molla, si rialza e continua a farlo questo lavoro come si faceva una volta, portando la sua arte, la sua merce nei posti più inaccessibili, in cui ancora oggi nella contemporaneità è più facile incontrare un magliaro che incontrare un centro commerciale. Ci racconti un po' di questo incontro, come avete trovato questa persona e che cosa vi ha restituito? Sì, perché Abdel oggi sarebbe uno di questi qua stigmatizzati da Salvini, invece lui è uno di quelli che viene dall'FLN, che è il Front Nazionale di Liberazione algerino, che incontra i napoletani, poi li portano nel sud della Francia. Benissimo, non c'è nessuna straordinarietà in questa storia, ma c'è la ordinarietà della contiguità che noi abbiamo nel Mediterraneo. Cioè noi siamo nel Mediterraneo, siamo vicini, cioè, l'Algeria, le SAR, queste zone che Giulio ci può dire, cioè, le zone di rescue and comunque. Però la vergogna che fino adesso abbiamo vissuto, del fatto che noi non ci andiamo a prendere la gente nel mare, è questa qui, che non esiste il fatto che il mare sia un confine. Il mare non è un confine, ma il mare è una grande madre di contiguità, ci mette insieme, ci ha sempre messo insieme, così come Abdel, che è il nostro magliaro, diciamo, che mettiamo in appendice del libro e che viene dalla guerra di indipendenza algerina, in cui i francesi alla Macron sono fascisti e hanno buttati a mano nella Senna nel 61. Ma la cosa che ci interessa a noi altri come saggisti, scrittori, giornalisti, poeti, dicendo, è la
porosità e la permeabilità delle relazioni umane e della inevitabilità della vicinanza. Cioè quello che ci insegnano questi commercianti, che poi sono anche dei pezzi di merda, diciamoci la verità, no? Gente che ti abbandona, sono degli infami, tra virgolette, però è un'infamità molto ben regolata, cioè una infamità che sa dove fermarsi, ha della poesia in sé, riconosce il limite, riconosce una certa mobilità. E questa è la cosa. Un'ultima cosa vorrei chiederti rispetto a quello che si diceva prima, cioè che se c'è qualcuno che racconta una storia, dicevano prima le testimonianze che abbiamo ascoltato che i tedeschi erano carituloni e quindi era facile vendere loro qualsiasi cosa, però se c'è qualcuno che racconta una storia c'è anche qualcuno che è disposto ad ascoltarla, e noi in questo senso siamo tutti succubi dei magliari che sono stati, insomma, secondo me ognuno di noi, tutte le persone che leggono libri, che guardano film, che si nutrono di storie, sanno ricondurre la propria infanzia il momento in cui sono rimasti colpiti da qualcuno che su un palco ha messo in scena qualche cosa, o che alla televisione hanno visto in cui hanno riconosciuto una fonte di mondi altri che ti si aprivano davanti. Ecco, forse l'ultima grande stagione dei Magliari, l'ultima grande platea di pubblico con la quale loro riescono a interfacciarsi, è quella della Germania dell'Est, o comunque delle popolazioni dell'Est dopo la caduta del muro di Berlino, in cui si verifica qualcosa di simile a quello che è successo nel dopoguerra, e quindi ci sono nuovi bisogni da soddisfare. E ovviamente i magliari sono lì pronti a vivere sino all'ultimo centimetro di questa opportunità che la storia consegna loro. Però volevo sapere se avete riflettuto proprio su coloro i quali subiscono o ricevono in dono queste storie e di conseguenza queste merci. In primo luogo penso che i tedeschi non siano un popolo credulone, ma siano un grande popolo. Ho vissuto 8 anni in Germania e sono un po' faciloni, ma perché credono nel rispetto di alcune regole. Per quello che tu mi dici della DDR, nel senso della Deutsche Demokratische Republik, i magliari si sono riversati lì aggredendo l'ultimo Eldorado, no? Nel senso, andando lì, è vero, insomma, il socialismo reale è stata una invenzione semantica, però è stata anche un'educazione materiale che ci ha restituito una serie di letterati, una serie di poeti, anche, sì, poeti, che poi non li conosciamo, ma della DDR ci sono. E comunque, adesso votano tutti quanti a destra e sono fascisti, lo sappiamo, ok, però 16 milioni di persone rinchiusi nell'edizione di DDR, i magliari hanno approfittato e hanno avuto l'ultimo Eldorado davvero, perché improvvisamente si sono trovati quello che negli anni 50 avevano perso. Adesso, insomma, il discorso è che da questa storia, che probabilmente i nipoti di quelli che noi abbiamo avuto la fortuna di intervistare e quindi portare in termini scritti, però loro lo sanno che cosa è, perché hanno il racconto, sono novecenteschi, no? Da un certo punto di vista. Quindi io credo che uno dei, se può esistere, diciamo, uno degli esempi positivi di questo libro è che posporre il Novecento,
dire ancora a chi non apparteneva a quegli anni che cazzo sono stati quegli anni lì, boh. E allora io vi invito davvero, so che magari potete non sentire nella necessità, ma in qualche modo da bravi magliari ve l'abbiamo indotta di addentrarvi dentro queste storie, e quindi leggete il libro di Marcello e di Pietro, che è un saggio, è vero, c'è il rigore della storia, ma io l'ho letto in agosto al mare senza avvertire la pesantezza che spesso siamo abituati ad attribuire a lavori di un certo tipo. Queste sono storie di vita che sono romanzi e che vale davvero la pena di approfondire e meritano, insomma, di essere raccolte in qualche modo. Noi abbiamo praticamente finito, ci sono stati concessi 2 minuti, volevo sapere se avete voi una domanda per Marcello, nel caso ne avete facoltà, altrimenti chiedo io a te se ci siamo dimenticati qualcosa di questo libro che invece ci tieni a ricordare in chiusura. Magari il Vidro vince il Leone d'Oro. E che sia di buon auspicio allora. Marcello Anselmo.